la vita mia, con un pallone i compagni e via, i pasti miei, calciomania, quante notti sognavo tutto ciò che poi facevo. Io ringrazio Dio che mi ha dato tutto questo, le domeniche, lo stadio, la folla e il resto. Poi intorno a me tanto calore, ma prova a farmi stare un minuto senza il tuo amore. Sei tu, Claudia, che agiti il mio cuore, sei la tempesta che sconvolge il mare, di te non posso farne a meno, e più ti penso e più ti voglio, mi tuffo nel tuo mondo da uno scoglio. E capite niente? Cioè tu hai avuto la fortuna di cenare, di vedere come palleggiava che Limun, che Portugallo, sto fantastico Diego Armando Maradona. E io ho conosciuto Maradona solo che coperti, che come si chiama? Che figurine alla bomba. Ma che fortuna che hai avuto. Sull'atto pareggiamo fai sull'atto pareggiamo mi sto consolando, perché tu lo sai, voglio dovete sapere una cosa, che io conosco Franco Mirabella da una vita. Cioè pensate che io all'epoca presentavo il Feste di Piazza, quando Franco Mirabella era un bravo cantante come lo è oggi, solo che si è un po' assentato dalla scena, ma è ritornato. Come sta? Io sto buonissimo, ma soprattutto quando mi trovo con Tito e quando mi trovo più con Enzo. Con Enzo De Vito, questo grande regista che io ho sempre stimato e mai tradito a livello di riprese e tutto riesce a presa. Allora, nel nostro vocabolario tradimento non esiste. Bravissimo Franco. Franco, dimmi una cosa, facciamo capire al pubblico, Franco Mirabella è un po' sparito dalla scena, perché mo ha pigliato a capate giustamente, perché quando uno è artista dentro, è un seme, in un modo o nell'altro ricresce di nuovo quella voglia di dare al pubblico. Come mai sto capricci torna una volta con le tue canzoni? Perché l'arte è l'unica cosa che ti rende vivo, ti rende giovane e soprattutto ti rende prolifico in ogni cosa. Bravissimo. Perché chi è nato con l'arte, chi è nato con qualche cosa di importante come Pataterno Ciarato, sì, non ne può fare a meno. Bravissimo. Anche facendo le cose più disparate, ma la politica o aquella che si fa. Ma quando si torna alla musica, la musica è tutta una... La musica è musica e basta. Sì, però... Negli anni 80 io nacqui con Eroina. Sì, una canzone che ebbe un grandissimo successo. Fa un po' di ritornello, proprio pochi ritornello a vola. Tu è tutto dal vivo, non sta mai. Che viene come ma non si repente, e quanta figli e mamma fai morire, e vi stisi in terra innanzi gente, senza poter conoscere e capire. 1980, grande successo internazionale, tra parentesi. Chi è che non se la ricorda? Franco se lo vuoi dire. Io devo dirci una cosa, sì. Sai? Quello là che mi ha preso insomma a dire no, tu devi cantare perché tu c'hai altre cose che hai scritto che sì, per non farle andare nel dimenticatoio. È stato Salvatore Vignati che tu Salvatore che lui ha detto no, te produco io, sì, te voglio fare io, insomma tutte cose. Infatti oggi è il produttore, tu oggi è il mio produttore. Guarda, io voglio raccontare un aneddoto un po' simpatico. Voi dovete sapere una cosa, che questo l'ho raccontato spesse volte, però piace sempre più assai, che io e Franco Mirabella quando eravamo giovincelli, se può dire, no? Partivamo dalla Massaia Cardone, da Don Guanella, e che avevamo a Gallerico Pullman. Guardi, ma parecchi volte capitavo come capita mo quando ne avevamo anche i soldi per fare il biglietto, ma che passava? La mattina certo Franchi mi mette paura, vieni con me, non ti preoccupare, la 7 mi do Pullman, è bella e buona, guardi, proprio che la mattina contro loro, biglietti, ti ricordi Franco? Biglietti, certo Franco cava che figura brutta che mi face, Franco, senza offesa mi bevi. Comunque mi metto contro loro, certo biglietti, io caccio il portafoglio, certo siamo agente.
o quando loro ci guardano certi, la gente, ma che gente siete? Certi, la gente in merda che stamattina non hanno potuto fare manco un biglietto. Guardi, noi veniamo da una cavetta terribile, voi vi sparate i pose, però voglio dire una cosa. Franco Mirabella, a parte la sua bella voce, perché poi lui è un artista completo, è pure musicista, ha scritto pure dei successi per gli altri. Perché? Mauro Nardi nel 1985 ebbe un successo enorme. Non dicevo titolo. Guardi, questa è scritta da Franco Mirabella per Mauro Nardi, ascoltate. Prima vasa rubata la sera, chi ne paura, se faceva mattina e sto cuore non era mai stanco, si sapeva che tu mi passavi anima mia, ti faceva capire che st'amore non era bucì, sto cuore è ferito senza te. Allora, io perché ci... Tra parentesi, quando Mauro Nardi vendette 500.000 copie, gli toccava di diritto di andare a Sanremo, e lui non ci andò perché forse non lo sapeva. E non ci andò. Allora, perché vi ho fatto accennare questo successo? Perché per i giovani, giustamente, che c'è stato un momento di pausa, io subito sto presentando un passaporto per farvi capire Franco Mirabella, ma tu hai scritto pure per qualcun altro, se non è? Per chi? Fammi sentire. E poi diciamo il nome dell'artista. E tutti i giorni stai sempre in casa facendo sacrifici, non temi la vita perché ci stai tu, combattimmo fianco a fianco, e quando la sera mi stringi le braccia e poi una carezza, mi sbatti più forte il cuore, calore, Franco Manera, che lui ha preso poi la mia musica e gli ha fatto fare un testo nuovo. Franco, ma facete commuovere a mio compagno mio quando scrivete questa canzone, dice Franco Calone, bella. Allora. Con le carnate mie, come mi manca, non lo sai, mi manca le carezze quando ti stringiva a me, ti ripassasse cuce, che tu sola mi sai, non ci resiste più. Con le carnate mie, sai e sincero per siamo un coraggio che portasse braccia a me. Con Carnale ebbe un'altra volta successo Franco Moreno, un sacco di canzoni a Franco. Quale a Franco in particolare? Adesso non ne ricordo con precisione. A Luciano Guardone. Guardi, ha scritto per i grandi, però mo fermiamoci un attimo con i grandi e torniamo a noi. Il tuo nuovo spettacolo, addirittura mi hanno detto, ho parlato con la tua produzione e ti dico una cosa, ho dato pure io qualche piccola idea, che Franco Mirabella all'interno del suo spettacolo canterà le sue canzoni, le canzoni degli altri che sono state scritte da lui, farai un piccolo memorial di 10 minuti dedicato a Guido Lembo. Ah sì? Hai parlato con sì. Salvatore? Sì. Cioè Guido Lembo, Usarracini, accennami un po' lo Sarracini, vai, ci insieme tutti. Usarracini, tutti voi che chiamerete Franco Mirabella, che poi ci sono grossi progetti con la mia comicità e la sua arte vocale, con la sua chitarra faremo alcuni spettacoli insieme. Franco Mirabella ritorna alle cerimonie nelle piazze, ricordate questo nome, Franco Mirabella, non lo dimenticate. Voglio ringraziare il fonico Lello Troise che oggi si è messo a disposizione per questa location. Siamo nello studio di prova di Lello Troise a Chiaiano, ho detto bene? Sì, Chiaiano. Quindi da oggi il Cerasabona, sì. Da oggi Franco Mirabella ritorna alle vostre feste. Ringraziamo la maestosa, bellissima regia del nostro Enzo De Vito. E cosa dire? È stato un piccolo, perché sennò la gente si sfastidice. Sì. Se volete Savio Cavalli o Franco Mirabella alle vostre feste, per educazione e rispetto potete rivolgervi alla vostra
vostra agenzia di fiducia. Ma non te ne qua, ci sei riuscito. Mamma mia, sei consolato. Guagliù, quindi Franco Mirabè, Savio Cavallo, alle vostre feste da oggi a vostra disposizione. Accendimi qualcosa. Lascia queste carte che ci avete stregato, strega, sei la mia magia, l'aria, il mio respiro, prossimamente con Enzo De Vito. Ciao Guagliù, vi vogliamo bene.